Settima corsa del programma dall'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Una prova per 3 anni, non vincitori di 5.000 euro in carriera. Confronto per soggetti per il momento inespressi. C'è un favorito nel numero 6 di Fammi Sognare con Alessandro Gocciadoro, un figlio di Fabulous Wood, allevato e di proprietà di Jean-Pierre Dubois. Macchina in movimento. All'1 First Lady VF Andrea Farolfi, 2 Fortnite Davide D'Antoni, 3 Fernandel Mick Giorgio Cassani, 4 Fly Alessio Di Chiara, 5 Frankie Bright VP dell'Annunziata, 6 Fammi Sognare Alessandro Gocciadoro. In seconda fila Fenomenale Chi Loris Farolfi, 8 Flash Noir Cosimo Cangelosi, 9 Follow Me Marco Volpato, 10 Frisia MTT Lorenzo Talpo, 11 Fair Play Fox Roberto Faticoni. Autostart in accelerazione e ora addirittura pronta al lancio. Sono partiti. Problemi per Fly che galoppa. Al comando va Fernandel Mick, impegnato all'esterno da Frankie Bright, al largo di tutti Fammi Sognare. Numero poi 9, Fortnite, quindi First Lady VF. Sbaglia Fernandel Mick numero 3, della prima piegata. Mick squalificato. Rimane così al comando First Lady VF con all'esterno Frankie Bright, lancio in 15. First Lady in vantaggio nei confronti di Frankie Bright che attacca all'esterno. Poi Fortnite in terza posizione, quindi Fammi numero Sognare. 4, Se ne vanno 400 metri in 29,8 con Frankie Bright che alla fine passa a condurre. Nei confronti di First Lady VF, terza posizione per Fortnite, la quarta per Fammi Sognare, la quinta per Flash Noir, poi via via gli altri con Fenomenale Chi in sesta posizione. 600 metri in 44,5, passaggio davanti alle tribune, in vantaggio a buon ritmo Frankie Bright, stappato ora, arriva all'esterno Fammi Sognare che muove in anticipo su Flash Noir che gli va in schiena. 1 minuto e 4 decimi per i primi 800 metri di corsa. Frankie Bright in vantaggio, prova a non farsi venire vicino Fammi Sognare che è all'esterno. In corda First Lady VF, poi Flash Noir, quindi Fenomenale Chi, terzo in corda è Fortnite, chilometro in 1.16,1 per Frankie Bright che se l'è data a gambe nel primo chilometro, ora è preda dell'attacco di Fammi Sognare, Flash Noir che viene in terza corsia, Fortnite tra i cavalli, la retta opposta alle tribune in 15,2, Fammi Sognare che è passato all'appoggio nei confronti di Flash Noir, poi ancora Fortnite e Fenomenale Chi che provano a scavalcare Frankie Bright quando siamo all'ingresso dell'addirittura d'arrivo. Fammi Sognare è in evidenza nei confronti di Flash Noir, poi Fortnite, la retta per Fammi Sognare che è in vantaggio nei confronti di Flash Noir che prova a scattargli di dentro, in vantaggio Fammi Sognare, Flash Noir che ci prova, ma Fammi Sognare si difende fin sul palo, al terzo posto finisce Fenomenale Chi. 36 ad arrivare per Fammi Sognare che si difende dall'attacco interno di Flash Noir che corre bene, al terzo posto Fenomenale Chi. La vittoria di Fammi Sognare, Alessandro Gocciadoro all'Ene guida per Jean-Pierre Dubois, figlio di Fabulous Wood e Serenity Hill al primo successo in carriera. Al suo secondo tentativo corre bene al secondo posto Flash Noir, al terzo il 7 di Fenomenale Chi.